Genova non è rimasta sola, occorre continuare su questa strada. Il cardinale Angelo Bagnasco ha ringraziato i protagonisti dei soccorsi dopo il crollo del Ponte Morandi. Questa mattina sopralluogo a Genova del capo della Protezione Civile. Prosegue il pellegrinaggio dei Cresimati a Roma. Questa mattina i giovani hanno rinnovato la professione di fede. Ieri sera all'incontro con Don Toni Drazza. Occorre appassionarsi alle cose per poter vivere, ha detto ai ragazzi. La 34esima Expo della Fontana Buona punta su artigianato ed enogastronomia. L'evento, nelle intenzioni del GAL, è un trampolino di lancio per il rinnovamento e lo sviluppo del territorio. Torna il progetto di servizio civile Giovani Insieme, rivolto a tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni per un anno di lavoro e di formazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. In apertura torniamo a parlare del crollo del Ponte Morandi di Genova. Questa mattina c'è stato il sopralluogo del capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli. Prima c'è stata la riunione con il presidente della regione Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, poi il sopralluogo nella zona del ponte, infine il punto in prefettura. Iniziamo a vedere il servizio che fa riferimento proprio al sopralluogo di Angelo Borrelli nella zona del crollo del Ponte Morandi. Ha seguito questo appuntamento per noi Andrea Capitani, lo vediamo. L'assistenza ai cittadini e il ripristino della viabilità sono le priorità sottolineate dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante il sopralluogo di stamani a Genova. Non c'è un problema di fondi, ha detto, ma di interventi che devono essere disciplinati. Dopo una prima riunione con il presidente Toti e il sindaco di Genova Bucci, Borrelli si è recato nella zona del Ponte Morandi per verificare la situazione e i lavori di rimozione delle macerie. La prima preoccupazione dunque è quella legata alla viabilità del quartiere. Abbiamo autorizzato e il Consiglio dei Ministri si è riunito una seconda volta, ha stanziato risorse cospicue per realizzare interventi di viabilità alternativa, per anche potenziare la rete del trasportistica ferroviaria, quindi su questo si sta lavorando. So che i lavori vanno bene, quindi mi auguro che quanto prima si possa realizzare questa viabilità alternativa. In secondo luogo le condizioni critiche degli sfollati dell'area del crollo. Per il rientro nelle case, per il recupero dei loro beni, si attende la certezza della stabilità del viadotto, mentre va avanti il dibattito istituzionale su come e quando demolire il tratto di ponte rimasto in piedi. Questa è una valutazione che stanno facendo i tecnici, ovviamente, lo sta facendo il Comune e la Regione, credo che ci sia anche la commissione del MIT che sta operando. Quindi si farà un approfondimento a livello tecnico, quindi ci si muoverà sulla base delle valutazioni tecniche. Intanto è stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal presidente della Regione Liguria e incaricata di realizzare i primi interventi urgenti. 5 i tecnici individuati: Stefano Pinasco, ingegnere di Genova, Enrico Zio, ingegnere del Politecnico di Milano, Emanuele Gissi e Alessandra Del Rico, rispettivamente ingegnere e architetto del Corpo dei Vigili del Fuoco, e poi ancora Pietro Croce, ingegnere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La commissione di esperti non avrà alcun potere ispettivo, ma di supporto alle decisioni del sindaco di Genova e del commissario delegato per l'emergenza. Dicevamo dunque all'incontro finale di questa mattina poi in prefettura, e allora ci colleghiamo in diretta con Andrea Capitani da Genova. A te Andrea. Buongiorno a tutti, prendiamo proprio la linea dalla prefettura di Genova. Si è concluso proprio in questi istanti il CCS, il centro coordinamento soccorsi, presieduto dal direttore del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, che è qui con noi in diretta. A cui chiediamo appunto, eravamo rimasti al sopralluogo del ponte, è finita questa riunione, che cosa avete deciso in questo organismo? Allora, la cosa che è stata decisa è la chiusura di questo tavolo di coordinamento, perché come sapete già da oltre una settimana il Presidente della Regione è il commissario delegato e quindi ci sono altri tavoli di coordinamento. Abbiamo preso atto che sostanzialmente la fase della prima emergenza è conclusa già da qualche giorno. Adesso noi lavoreremo insieme con la Regione e con il Comune per perfezionare anche eventualmente l'ordinanza che è stata adottata, con nuove misure che serviranno per alleviare i disagi dei cittadini. Lei ha detto che le risorse ci sono per intervenire, occorre adesso a questo punto coordinarsi e fare questi interventi, prima fra tutti la viabilità e poi c'è il discorso degli sfollati. Mi risulta che per la viabilità siano già partiti e oggi ho sentito anche dire che nel giro di una quindicina di giorni forse la viabilità alternativa, quella che passa all'interno dell'area dell'Ilva,
potrebbe essere realizzata. Per quanto riguarda la popolazione che ha dovuto lasciare la propria casa, sono state già consegnate da una settimana i primi appartamenti, ci sono misure alternative come il contributo di autonoma sistemazione, quindi ci sono tutta una serie di misure di assistenza alla popolazione. Rimane il disagio per chi vuole rientrare nelle case per poter ritirare qualche effetto personale, per ritirare i propri averi, ma lì c'è un tema di sicurezza che quanto prima verrà analizzato e dipanato anche quello. Ultimo, oggi al tavolo una testimonianza da parte di tutta la città di Genova, la diocesi di Genova. Il cardinale Angelo Bagnasco ha voluto portare i suoi saluti, i suoi ringraziamenti per l'impegno. Ha detto: Genova non si è sentita sola, continuerà questa vicinanza. Sicuramente questa è la cosa bella del nostro sistema di protezione civile. In questa occasione abbiamo dato il meglio dell'organizzazione della protezione civile, tutti hanno fatto la propria parte e ci fa piacere che anche Sua Eminenza sia venuto a portare la vicinanza dei genovesi a noi tutti. Vi ha fatto piacere questo? Questo sicuramente sì, a tutti quanti noi. Quanti soggetti erano seduti a questo tavolo? Quante persone, tante realtà diverse? Beh, siamo nell'ordine di 40-50 persone, se consideriamo che nel sistema di protezione civile ci sono le componenti che sono il comune, la regione, la provincia, le strutture operative, i vigili del fuoco, le forze armate, le forze di polizia, la comunità scientifica, le aziende dei servizi pubblici, quindi nell'ambito di quello che è diciamo, il sistema di protezione civile allargato. Io vorrei concludere dicendo che la protezione civile è anche i cittadini fanno parte del sistema di protezione civile, sono i beneficiari delle nostre attività e sono gli attori principali che devono adottare anche loro tutta una serie di comportamenti per metterli al riparo da quelle che sono le calamità naturali. In questo caso purtroppo potevamo fare ben poco, ma in tante altre circostanze il comportamento che il cittadino tiene può essere di aiuto per noi e per loro stessi. Grazie per il suo intervento, dottor Borrelli. E dicevamo la visita del cardinale Angelo Bagnasco, sentiamo proprio le sue parole che ha voluto lasciare alle persone che in questi giorni si sono impegnate per garantire la vicinanza delle istituzioni alla popolazione di Genova. Desidero ringraziare in prima persona, salutare il più possibile i rappresentanti di tutte le forze, le presenze che hanno soccorso con tanta prontezza e capacità in questo disastro terribile. Quindi è un atto di fiducia, di stima, di gratitudine a nome mio personale e a nome di tutta la Chiesa genovese. Ecco, una Chiesa genovese che resta impegnata comunque in prima linea per dare aiuto, sostegno alle famiglie coinvolte. Sì, un gruppo di miei sacerdoti, come è noto, sono stati lì giorno e notte praticamente accanto alle famiglie, alle vittime e ai loro familiari, e adesso siamo a disposizione, da subito ci siamo dati disponibili per poter accogliere le persone, le famiglie in luoghi che noi abbiamo a disposizione, tenendo conto che giustamente le famiglie cercano una casa, non un alloggio diciamo comunitario, seppure provvisorio. Quindi nel limite del nostro possibile siamo totalmente a disposizione e abbiamo fatto una richiesta ai nostri sacerdoti. Ecco, la comunità di Certosa, dai sacerdoti che vi vivono tutti i giorni, che notizie ha, che sentimenti ha? Di vicinanza, sono come i pastori e come devono essere i pastori, vicino alla propria gente, con discrezione, con umiltà, ma con continua generosità, per una buona parola, per un gesto. In questo momento, oltre al gesto, so che c'è molto bisogno, e lo dirò poi alla Madonna della Guardia, ormai stasera e domani nelle omelie, parlerò appunto di questo, ovviamente, e c'è bisogno che la gente non perda la fiducia, che la città non perda fiducia. Bene, rientriamo in studio, torniamo a parlare del pellegrinaggio dei Cresimati della diocesi di Chiavari a Roma, che sta proseguendo in queste ore. Questa mattina i ragazzi hanno partecipato al momento centrale, potremmo dire, di questo cammino, ma anche ieri sera c'è stato un interessante momento formativo. Allora ce ne parla in diretta da Roma Don Luca Sardella. A te la linea, Don Luca.
Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Prendiamo la linea in diretta da Roma, siamo in via Borgo Pio, si è proprio da poco concluso l'incontro con Monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni pontificie, che ci ha accolto nella Cappella Paolina a seguito della celebrazione eucaristica che è stata presieduta dal nostro Vescovo, che ringraziamo per la disponibilità, e qui con noi all'altare della cattedra e il rinnovo della professione di fede sulla tomba dell'Apostolo Pietro. Eccellenza, come sempre è un momento al quale lei non rinuncia a partecipare ed è un momento carico di significato per tutti i ragazzi. È stata certamente una mattinata che ha segnato uno dei momenti forti del nostro pellegrinaggio. Tu hai già detto che cosa abbiamo fatto in sintesi. Ecco, non ho ancora avuto modo di sentire le reazioni dei ragazzi, perché le cose, gli eventi si sono avvicendati l'uno all'altro rapidamente. E certo i ragazzi li vivono con la loro vivacità e io un po' meno. E mi è sembrato però che dessero molta attenzione al saluto del cardinale Comastri, che ci ha parlato di Madre Teresa molto brevemente. Ci ha lasciato con un ricordo efficace: fare il bene, riempire la valigia di bene, la raccomandazione che faceva Madre Teresa. Poi la messa alla cattedra di San Pietro, poi la professione di fede davanti alla tomba dell'Apostolo. Il gruppo è nutrito, ma mi sembra molto partecipe, lo vedo molto partecipe. L'incontro con Monsignor Guido Marini è stato un incontro molto cordiale, molto semplice. Monsignor Marini ci ha tenuto a ricordare che è genovese, ci ha detto alcune cose, ma non soltanto di commento pittorico, ma di messaggio spirituale che emerge dai dipinti di Michelangelo nella Cappella Paolina, e poi ci ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza nel servire due papi. Ripeto, i ragazzi mi sembra abbiano sentito volentieri queste testimonianze, ma nello stesso tempo abbiano goduto di visitare luoghi che non si è soliti vedere. E la Cappella Paolina è meno famosa della Cappella Sistina, ma ripeto, ha due grandi affreschi dello stesso mano da stesso Michelangelo, e credo che siano esperienze che rimangono. I ragazzi ieri sera hanno incontrato l'assistente nazionale del settore giovani dell'Azione Cattolica Italiana, Don Tony Drazza. Ascoltiamo la sua testimonianza, poi ritorniamo ancora in diretta qui a Roma. Che cosa può voler dire per un ragazzo che ha ricevuto il sacramento della Cresima custodire questo dono nella vita di tutti i giorni? Già saper custodire un dono è una capacità che lo Spirito Santo ti dona, no? Questa accoglienza, questa delicatezza nel custodire un dono bello che ti è stato fatto. Noi dovremmo riscoprire un po' la bellezza di custodire i doni, perché mi sembra che stiamo un po' andando verso il disfacimento un po' delle cose belle, no? Facendo alcune azioni che secondo me sono davvero azioni molto umane che bisogna riscoprire e un po' rimettere nel cuore. Una delle tante potrebbe essere questa capacità di riprendere le persone, che non significa rimproverare, significa riprenderle da terra, rimetterle in piedi, riprendere quella cosa buona di cui tutti siamo formati, cercando di rimetterlo dentro la loro vita per poterle far restare in piedi fondamentalmente. E poi c'era una cosa che io ho letto in questi giorni, qualcuno ha ricordato che è necessario riuscire a raccontare il bene. Sarebbe interessante che ognuno di noi diventasse un pettegolo del bene, riuscire a inserire il bene nelle ferite, negli anfratti della vita per trasformare la realtà.
Ai ragazzi della diocesi di Chiavari anche l'augurio a vivere in maniera appassionata la propria storia. È un modo, come dire, per raccogliere queste sfide che il dono dello Spirito consegna alla nostra vita e tradurle in pratica quotidiana. Tutti noi potremmo, soprattutto i ragazzi, potranno stare in piedi, o meglio potranno stare in alto soltanto se riusciranno un po' ad appassionarsi delle cose che vivono, perché lo Spirito Santo riguarda anche la genialità della loro vita, no? Noi grandi, noi preti, noi educatori dovremmo avere questo grande coraggio, no? Di far trovare loro la genialità che li contraddistingue, di non renderli tutti uguali, perché fondamentalmente l'amore fa differenze, non rende nessuno uguale. E quindi è necessario riuscire ad appassionarsi alle cose per poter vivere. In questo momento al ristorante, a Roma è una bellissima giornata di sole, eccellenza c'è anche un grandissimo senso di entusiasmo e di gioia tra i partecipanti. Sì, volevo rassicurare i genitori, i parenti che stanno tutti bene, i ragazzi, li ho visti da questa mattina quando sono usciti per la colazione ad ora, sempre pimpanti, quindi do questa assicurazione, con il loro entusiasmo entusiasmano anche noi. Bene, grazie a Monsignor Alberto Tanasini, al nostro Vescovo. Il pomeriggio prevede la visita alla città di Roma, poi il rientro in camping. Torneremo a collegarci questa sera nel corso del telegiornale. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Don Luca, allora ci ritroveremo nel telegiornale di questa sera. Noi ora cambiamo tema, andiamo avanti, parliamo della 34esima edizione di Expo Fontana Buona che partirà con lo slogan "Fatto a mano con gusto" ed animerà gli spazi espositivi di Calvari a San Colombano Certenoli da giovedì a domenica. 4 giorni di apertura, 50 espositori fissi e una trentina a rotazione. L'edizione 2018 si pone come trampolino di lancio per un rinnovamento che porti a uno sviluppo complessivo del territorio. Questo perlomeno è l'obiettivo del neo insediato Consiglio del GAL Appennino Genovese, che è l'ente organizzatore di questo appuntamento. Ma sentiamo le interviste. Qual è il filo conduttore della 34esima Expo Fontana Buona? Il nostro filo conduttore per quest'anno è sicuramente l'artigianalità dei prodotti e dei manufatti che troverete ad Expo. In particolare lo slogan "Fatto a mano con gusto" richiama proprio l'artigianalità dei prodotti, e non solo alimentari naturalmente, ma troverete ad Expo una vasta gamma di prodotti legati soprattutto all'artigianalità, all'ardesia, alla falegnameria, ai mobili. Prodotti ma non solo, anche spazi per la riflessione, in particolare quali sono i temi che verranno affrontati nel corso delle giornate di apertura? Saranno legati proprio al nostro territorio, sia dal punto di vista della valorizzazione turistica, dall'altra parte si parlerà di temi anche di valorizzazione e di recupero del territorio. Insediata da poco più di un mese, subito una prima sfida, quella dell'Expo, ma è soltanto una premessa ad un lavoro che si vuole portare avanti. Sì, assolutamente sì, questa è solo la premessa, noi siamo entrati in corsa, come si suol dire, però ci abbiamo creduto. Noi vogliamo mantenere tutto ciò che di buono c'è nel GAL e nell'Expo, consolidare, rinnovare, questa è la parola d'ordine, perché senza rinnovamento purtroppo in qualunque settore non si va da nessuna parte. Noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo GAL, prima di tutto, siamo gruppo di azione locale, siamo coloro che devono portare risorse sul territorio, ed ecco che poi una volta portate le risorse, queste risorse e queste realizzazioni di programmi potranno essere esposti. L'esposizione, la vetrina del GAL deve diventare l'Expo Tigullio Fontana Buona, e questo è il nostro obiettivo per l'Expo del 2019, il 35esimo, che speriamo di realizzare con una nostra impronta. Anche la CISL, area metropolitana di Genova, auspica che l'edizione 2018 dell'Expo dia un segnale per la ripresa economica della valle. Per questo motivo, in via del tutto eccezionale, quest'anno il sindacato ha deciso di contribuire anticipando 2.000 euro, una decisione presa insieme a Confindustria e CNA. Scrivono Andrea Sanguinetti e Marco Granara: le decine di realtà produttive e le centinaia di lavoratori hanno il diritto di avere risposte concrete dalle istituzioni e dalla politica sui problemi che affliggono la Fontana Buona. In primis, concludono la richiesta di potenziamento delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio.
Festa di Nostra Signora della Guardia al santuario di Velva, questa sera alle 20 la processione au flambeau delle parrocchie di Castiglione Chiavarese. In contemporanea i fedeli di Torza e San Pietrovara saliranno in pellegrinaggio al santuario partendo alle 19:30 dalla località Galletto. Dopodiché tutti assieme parteciperanno alla messa. Seguirà il concerto della cantante inglese Michelle Lawson e domani, mercoledì 29 agosto, giorno della festa, alle 11 la messa pontificale di Monsignor Ernesto Luigi Palletti, vescovo di La Spezia, e alle 17 il Vespro e la processione presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia. Festa di Nostra Signora della Guardia anche a Gattorna, è in corso al santuario la novena di preparazione. Domani alle 6:30 del mattino la messa e le lodi mattutine, alle 10 la celebrazione solenne con l'unzione dei malati presieduta da Don Mario Cagna, che è il responsabile diocesano per la pastorale della salute. Cambiamo argomento. Un anno nelle sedi della Croce Rossa Italiana del Tigullio per lavorare e sostenere tutti coloro che si trovano in difficoltà. È ciò che prevede il progetto di servizio civile Giovani Insieme. Sentiamo. Aperte le iscrizioni per partecipare al progetto di servizio civile Giovani Insieme, promosso dalla Croce Rossa di Cogorno e rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni. È possibile presentare domanda fino alle 18 del 28 settembre, esclusivamente al comitato in via della Croce Rossa 10 a San Salvatore di Cogorno. Il bando e i moduli per le iscrizioni sono consultabili sulla pagina web ufficiale del servizio civile. È un periodo in cui una cinquantina di ragazzi trascorrono un anno con noi. Le iscrizioni per questo progetto Giovani Insieme si fanno qui da noi a Cogorno per quanto concerne la Croce Rossa. Sono aperte nelle giornate di mercoledì, di lunedì e di venerdì. Possono partecipare i ragazzi ambo sessi, non solo cittadini italiani, ma anche cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno. Che cosa prevede questo progetto? Quali sono le attività che verranno portate avanti? Le attività che si portano avanti sono quelle tipiche del trasporto infermi, della segreteria e delle altre competenze che ha un comitato di Croce Rossa. Non come forza trainante, ma come sogno. Qual è infatti lo scopo di questo servizio civile? A cosa serve? Questo servizio civile intanto è un corso. Serve un po' ai ragazzi anche a conoscere, ad affrontare un po' la vita, a sapere che cos'è un orario, tra virgolette, di lavoro. Servizio civile non è una forma di volontariato perché verrà retribuito. Sì, c'è un compenso minimo di 433,80 € al mese. Il villaggio del ragazzo ha ricordato Elio Garbarino ad un anno dalla scomparsa. Il suo ricordo infatti è ancora molto forte. Falegname e formatore, con il suo temperamento ha incoraggiato molti a essere positivi nella vita e ad affrontare con speranza le vicende di tutti i giorni. Ieri sera al centro di San Salvatore di Cogorno è stata celebrata una messa di ricordo alla quale è seguito un momento di condivisione. Vedete proprio le immagini, perché in serata la compagnia dei Ruspanti hanno portato in scena la commedia dialettale Voi savei che la inventò Pestu, un modo per evocare il carattere brioso, frizzante e simpatico di Elio Garbarino. Il ricavato della serata è stato devoluto a Teleradio Pace. Ora linea alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, l'Italia che non si chiude, le diocesi in campo per accogliere i profughi eritrei, Bassetti ad Avvenire, risolta l'emergenza con carità. Intanto prosegue l'inchiesta su Salvini, il ministro rinuncia all'immunità. Fotonotizia a centropagina che ci riporta in Irlanda, il Papa, gli abusi una piaga, servono verità e giustizia. Nella messa finale a Dublino Francesco ha chiesto ancora perdono. Il crollo di Genova, Toninelli insiste a rivedere tutte le concessioni e Di Maio afferma lavori a Fincantieri. All'interno del quotidiano cattolico la tragedia dei Rohingya, l'ONU accusa è genocidio, nemmeno San Suu Kyi ha saputo evitare i crimini atroci, chiesta l'incriminazione di 6 leader militari del Myanmar.
E poi in America il lascito di McCain, no alle rivalità tribali, l'ultimo messaggio è un monito contro i muri. E poi il profilo del senatore, il patriota, diventato una spina nel fianco. Adesso la prima pagina del secolo XIX, dove si parla ancora del ponte Morandi di Genova. Toti non accetta il diktat del Movimento 5 Stelle. Il governatore Di Maio vuole Fincantieri per ricostruirlo, va bene, ma Autostrade paghi e presenti il piano. Fotonotizia centropagina, traffico, primi blocchi e Genova corre ai ripari. Adesso il Levante con il fatto di cronaca che ha riguardato Camogli, tutto il dolore e la disperazione del figlio. Papà non aveva motivi per fare questo, l'omicidio-suicidio di Camogli. Roberto Martini non si dà pace, non era un pazzo, allora perché si chiede nessun segnale che potesse far presagire la tragedia. All'interno la cronaca, cade lungo la scarpata, paura sul Monte Bue, 50enne precipita non appena sceso dalla seggiovia, uomo afferra il suo zaino e lo salva in elicottero al San Martino. E poi a dicembre il processo di Levi, della tragedia di Levi. Già nel 2009 i coniugi Armenisi avevano lanciato l'allarme, segnalata 5 anni prima la pericolosità del versante. Nel 2014 poi la colata di fango che travolse la loro casa uccidendoli sul colpo. Adesso gli aggiornamenti in diretta dalla redazione con Francesca Caporello. A te Francesca. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha deciso di prolungare il servizio di Correrina del Mare. La scelta è stata fatta in accordo con ATP, visto l'apprezzamento manifestato dagli utenti. Il servizio si terrà dunque anche il primo weekend di settembre, sabato 1 e domenica 2, invariati tratte e orari. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Lungo la sponda lavagnese del fiume Entella si è svolta domenica l'escursione notturna organizzata dalla LIPU. L'intero percorso è stato accompagnato da spiegazioni scientifiche sulle caratteristiche dell'oasi. È stata l'occasione per apprezzare i suoni della natura, scrivono gli organizzatori, in un momento insolito per osservare un habitat. Difficile isolarsi dal trambusto cittadino e dall'inquinamento luminoso. Per riuscire ad apprezzare i rumori della natura e il canto degli uccelli è stato necessario risalire di molto il fiume. La prossima escursione sarà diurna e si terrà ad ottobre, in occasione dell'arrivo degli uccelli migratori diretti in Africa a svernare. Con questa notizia si conclude il TG13, l'informazione locale torna questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.